Buongiorno amici di mattoscacco.com, ben ritrovati come al solito in questo nuovo video. Oggi ritorna la rubrica del guardone. Allora andiamo su lices.org perché ogni volta nei commenti mi scrivete ma che sito è nonostante lo nomino e ve lo faccio vedere, mi continuate a chiedere ma ve lo dico, lices.org. Ok, org. Andiamo su community senza doppi fini, non community, andiamo su guarda, facciamo i guardoni, dobbiamo andare su guarda, non su License TV, ma andremo su partite in corso. Qui ci sono varie categorie, vi ricordo che Bullet sta per proiettile, quindi sono partite straveloci, Blitz sono partite abbastanza veloci, Rapid sono partite un pochettino ragionate, le classiche sono quelle lente, sono quelle che personalmente io preferisco anche perché sono lentissimo, ma per questioni anche di tempi televisivi andremo a vederci quelle rapid, quelle appena cominciate, vediamo se c'è una appena cominciata. Questa qua, attenzione, niente, è stata eliminata, presumo. Sempre grande fortuna. Questa appena cominciata, attenzione. 2272 contro un 2238. Vi faccio vedere che il giocatore sulla destra c'ha un punto di domanda. C'è il punto di domanda perché vuol dire che si è appena probabilmente iscritto al sito, sono le prime partite che sta giocando e il suo punteggio non è ancora definitivo. Quindi vediamo se è veramente un 2002 o è più forte magari o è più debole, vediamo. Donna C2, che strana risposta contro la siciliana. Onestamente non la conosco e non so se esiste della teoria non lo so, che roba strana. Che roba strana. Interessante, ad ogni modo interessante. Ok, la partita fin qui, ok, tutto tranquillo, tutto normale. Il fatto che non ci sia la donna su D1, il bianco non può mai spingere su D4. E quindi, ok, ora può farlo. Adesso che non c'è l'alfiere, adesso può farlo. Però secondo me l'alfiere dovrà catturare qui, a mio modesto avviso. Va bene, di 3 il bianco sta giocando senza troppe pretese, sicuramente uscirà da questa apertura. C'è un po' di ingorgo dovuto dal poco spazio, c'è un po' di ingorgo nello schieramento, questo cavallo andrà qui in D2, non lo so. Siamo ancora in piena apertura, i giocatori stanno muovendo abbastanza velocemente. Ragazzi, se voi conoscete bene l'apertura, muovete velocemente. Questo è una cosa che mi dico anche da solo. Perché poi quel tempo lì, insomma, il tempo va utilizzato poi essenzialmente nel medio gioco, nel finale. Mentre in apertura, se sai quali sono le tue mosse, sai quali sono quelle dell'avversario, vai sparato come un razzo. Anche perché secondo me hai un certo effetto intimidatorio. Nel momento in cui muovi a razzo, il tuo avversario dice: Cazzarola, questo sa tutte le mosse. Quindi è interessante. Ok, dicevamo, il bianco ha veramente seri problemi di spazio. Il nero minaccia di prendere spazio sull'ala di donna tramite B5 e secondo me qui il piano sarà sempre quello di fare D4. Penso che l'unico modo per cercare di avere un po' di attività per il bianco è quello di spingere D4. Anche perché, ragazzi, ogni spinta sulle ali corrisponde una spinta al centro. Questa è un'altra massima degli scacchi che bisogna cercare sempre di rispettare. Non penso che il bianco abbia un grande piano, adesso penso che voglia sfianchettare. Infatti il nero ha già fatto la manovra anti-sfianchettamento, cioè nel momento in cui il bianco arriverà con l'alfiere in H6, l'alfiere nero può andare in H8 e non ci sarà più alcuna minaccia su F8. Ma ripeto, secondo me il bianco non è a questo punto un 2238 perché secondo me sta giocando un po', cioè anche questa manovra di piazzare questo cavallo su G3, che futuro ha questo cavallo su G3? Domanda, secondo me non ha un piano ben preciso. Adesso il nero tra l'altro ha, penso, sconfitto definitivamente l'idea di spingere in D4, forse sì o forse no, forse no, forse no. Ok, questo cavallo G3 forse aveva lo scopo di tenere questo pedone in E4, però è un po' veramente strana come situazione. Adesso questo alfiere G4 vuole eliminare il cavallo? Vuole eliminare il cavallo? Aveva fatto tanto per mettere la donna su D2 per sfianchettare, ma adesso l'ha messo in G4.
G5. Questa cosa onestamente fatico a comprenderla, vediamo un attimino come si evolve la situazione. Poi, come al solito, noi la analizziamo perché cerchiamo di capire poi cosa è successo e quali erano i vari piani dei rispettivi giocatori. Niente, il nero sta pensando, io sto ancora cercando di capire il perché di questa inchiodatura, se c'è qualcosa di concreto dietro. Boh, ad ogni modo se fossi il nero adesso sposterei la donna, forse in B6, però per questo punto rimane non protetto, forse C7, non lo so, non lo so. Oppure altre cose che potrebbe fare il nero, fammici pensare. Sì, diciamo che un altro possibile piano per il nero sarebbe quello di togliere questo cavallo da qui, spingere F5, forse anche troppo ambiziosa, però sarebbe sempre un modo per prendere spazio, ma il fatto che è inchiodato ora non si può fare questa. Alfiere in E6, interessante mossa, alfiere in E6, ok, è una mossa sicuramente di miglioramento della posizione, ma sì, è difficile. In una posizione di questo tipo siamo alla 15ª mossa, ci sono ancora tutti i pezzi in gioco. Sembra di vedere le mie partite. Ok, ora il bianco forza un cambio perché se il nero non prende provvedimento, alla prossima ci sarà un attacco doppio. Ok, pedone, perfetto. Attenzione che si crea sempre questo attacco doppio. Bene, il bianco non so se l'ha voluto o meno, ma è riuscito a creare un pedone isolato al nero, il pedone di 6, un pedone che verrà attaccato, anzi è già pronto per essere attaccato. In realtà c'è questa batteria di donna e torre del bianco che iniziano a fare danni. È interessante, interessante. Cosa può fare ora il nero? Vedete come negli scacchi basta una sola mossa, ragazzi, che la situazione diventa irreparabile. Questa è una di quelle partite posizionali, non è una partita tattica, però se adesso il nero perde quel pedone lì, ha praticamente perso la partita. Che casino, anzi, adesso vediamo se questo cavallo conviene darlo per questo alfiere. Sì, l'unico pezzo del bianco che non mi convince è questo cavallo. L'unico modo per attivarlo sarebbe tramite queste robe qui, ma al momento non è possibile. Ha cambiato il cavallo, ha cambiato il cavallo. Interessante che non abbia voluto prendere l'alfiere, ma abbia preso il cavallo. Forse questo cavallo gli faceva paura perché manovre di questo tipo? Interessante scelta del bianco. Ok, adesso il nero ne ha anche approfittato per difendere qui. E se avesse catturato d'alfiere, cattura di donna, prendevi il pedone. Boh, boh, forse era meglio catturare l'alfiere. Lo vedremo anche questo dopo, con calma. Ragazzi, non riesco a capire se il bianco c'ha fortuna o è tipo un mega genio. Veramente non riesco a capire. A 4, ottima mossa, ottima, ottima, ottima veramente. Sfrutta questa debolezza, se si apre la colonna c'è l'attacco qui sopra e ovviamente c'è anche l'attacco di questo alfiere. Ottima mossa a 4, veramente bella, veramente bella. Sul punto ricordiamoci che finché c'è questo pedone che difende qui va bene, ma c'è sempre questo giochino sull'inchiodatura quando sarà possibile. Chissà se F4 e 5 sarà possibile da giocare. Chi lo sa? No, mi sa che non è possibile. No, è possibile invece.
Vabbè, comunque adesso il nero fa sdoppiare la torre con la donna. Dove la metterà il bianco questa torre? Chiederà un cambio di torri oppure la metterà sulla colonna E, supportando a raggi X la spinta di quel pedone? Niente, chiede un cambio di torri. Su torre per... Su torre per... E deve fare donna per, altrimenti si perde il pedoncino gratis. Ok, perché ha fatto... Vabbè, a parte che si perde comunque il pedoncino, si perde comunque, giustamente. Quindi è andato di torre. Attenzione, attenzione, la partita si sta ribaltando nuovamente, si sta ribaltando nuovamente. Uh, ok, è il nero, il turno del nero che sceglie di catturare col pedone. Aveva paura forse che questo alfiere rimaneva poi intrappolato, forse, con questa scelta più che comprensibile. Ok, parità di materiale, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 pedoni. L'inchiodatura su questo cavallo sta risultando sempre più fastidiosa di quello che in realtà non sembrava, non sembrava fosse. Tocca al nero. Tocca al nero. Questo alfiere non sta giocando. Bisognerà schiodare la donna. Donna in E5 per schiodare anche il cavallo. A questo punto si crea una minaccia qui sopra. Sì, dai, donna E5 che permette l'entrata di torre in settima, ma il punto F7 è difeso dall'alfiere, quindi donna E5 onestamente la farei. Altrimenti questo cavallo non gioca e questo alfiere non gioca ed è un problema. L'unica che mi viene in mente che potrebbe aver senso. Se no la donna potrebbe andare anche dall'altra parte, non per forza su E5. Però su E5, ok, è andato su E5, va bene. Ok, adesso il bianco deve fare i conti con questo cavallo che è veramente libero. Chissà se darà l'alfiere, ma a quel punto se dà l'alfiere il bianco rimane con, e il nero rimane con la coppia di alfieri, e se mette l'alfiere in F4, probabile, facendo pressione su questo point, c'è da calcolare F4. Alfiere F4 era da calcolare, probabilmente l'hanno già calcolata entrambi i giocatori. È bella questa. Questa è caruccia. Ok, c'è ancora questa probabilmente. Probabilmente funziona. Obbligato ad andare a donna, andare a prendersi la donna e ha perso un pezzo con questa tattica. Ha perso un pezzo. Non funzionava forse donna E5 che sembrava buona in realtà non funzionava perché c'era F4 e forse su alfiere F4 probabilmente si andava in parità di materiale, ma su F4 qui il nero ha calcolato male. D'altronde non voleva perdere questo pedone centrale, però cacchio era un pedone in più, no? Ah, non c'è il pedone in più perché l'ha sacrificato per il pezzo, niente. Ok, e mossa al bianco che ha il cavallo sotto, è il momento ora di far giocare questo cavallo. Qui però no, qui non conviene. Qui non conviene. È il momento di far giocare questo cavallo dove? Qui è difeso dall'alfiere, però poi siamo al punto di prima che non sa dove andare. A varie manovre di questo tipo. Diciamo che gli alfieri del nero stanno svolgendo un compito molto molto interessante e molto importante. E quindi nonostante il bianco c'ha il pezzo in più, boh, in teoria se il bianco riesce veramente a valorizzare questo cavallo, dovrebbe vincere con abbastanza facilità. Dovrebbe riuscire a cambiare
questo cavallo con questo alfiere qui e stiamo cercando di capire se c'è una manovra che gli permetta tale cambio. Già questa sembra carina, già questa manovra sembra carina. Altre manovre, niente, inchioda, interessante mossa, inchioda l'alfiere che non può catturare momentaneamente il cavallo, c'è la torre sotto minaccia, probabilmente ok, sposta la torre creando un'altra doppia minaccia. Attenzione quando si fa i fighi in questo modo, purtroppo bisogna calcolare tutto, adesso c'è quello che si chiama attacco simultaneo, qua e qua. E adesso il nero si riprende il pezzo, e il nero si riprende il pezzo. Purtroppo, ragazzi, quando si fa i fighi, quando non si gioca in modo semplice, ok, ottima mossa, però bisogna vedere se togliendo questa torre ti attacca un altro pezzo. Attenzione, la partita si potrebbe ribaltare di nuovo perché adesso ci sono due pezzi sotto, il cavallo e l'alfiere, e nessuno dei due spostandosi può andare a difendere l'altro. Boh, probabilmente è possibile che il nero dia la torre, almeno c'ha la qualità. Dà la torre e poi gioca alfiere da qualche parte. Niente, minaccia sulla torre. Però adesso c'è alfiere, 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 alfiere. C'è la soluzione a questo problema. Attenzione, attenzione, c'è ancora il doppio attacco sempre lì. Dagli la torre. Ok, gli ha dato la torre. Giusto, giusto, giusto. Era da fare. Era da fare. Non fare il figo nero. Non fare il figo. Ok. Va bene, era la mossa corretta. Bene. Due alfieri, un alfiere e un alfiere e due pezzi per una torre. Io penso che qui la partita sia nelle mani del nero, anche perché adesso ha questa maggioranza di pedoni che potrebbe essere difficilmente arrestabile. Quindi, ok, alfiere qui per liberare l'attacco qui sopra. Non so se era la mossa migliore in assoluto, secondo me bisognava spingere subito qui. Esatto. Se ora questi alfieri riescono a inibire i movimenti del re e le spinte di pedone, potrebbe anche finire patta. Chi lo sa? Chi lo sa, chi lo sa. Ancora una volta il cavallo è rimasto in G3 dall'alba dei tempi. Chiede un cambio il nero, chiede un cambio, ma il bianco si rifiuta. È molto importante perché il bianco riesca ad avere entrambi gli alfieri. Ok? Si tiene questo pedone con la minaccia di spingere su F5, vediamo se il bianco ha un modo per impedire che tutto ciò avvenga. Non mi pare. Questo cavallo bianco, questo cavallo lo devi portare da qualche parte. Ma veramente da qualche parte lo devi portare. Attenzione, potrebbe esserci la patta per ripetizioni. Attenzione, vediamo se i due si accordano praticamente per una patta per ripetizione di mosse. Vi ricordo che se la stessa posizione si ripresenta all'interno della partita per 3 volte, la partita finisce patta. H6, H4, H5. Oh, il bianco non molla, il bianco sente che può vincere e quindi non molla, continua a creare minacce, non cambia i pezzi. Il nero è bloccato con questi pedoni, deve solo muovere il re da qualche parte, ma questi due alfieri, ripeto, sono troppo forti. Cioè il fatto che ci sia questa diagonale aperte, i due alfieri sono veramente, veramente tanto forti. Attenzione, intanto ora si può giocare anche sul tempo, vediamo chi è che vincerà. Vediamo chi è che vincerà. Oh, finalmente questo cavallo sta manovrando, dove vuole andare? Boh, faccio fatica a capire dove voglia andare questo cavallo. Ok, va qui e poi da qui. Madonna, ha scelto la via migliore questo cavallo. Da qui e da qui dove vai? Torni qui?
Madonna, ragazzi, che giro. G3, ma che giro ha fatto? No, che giro, non mi ricordo neanche più che giro ha fatto. Madonna. Ok, ok. Cade un pedone. Tutto per tutto da parte del nero, questo è il tutto per tutto. Attenzione, scacco. Niente, niente. Scacco di scoperta. Gli alfieri sono fortissimi. Adesso c'è anche questa se vorrei. Sì, c'è una rete di matto. C'è una rete di matto da parte del bianco perché il nero lo vedo abbastanza agguerrito. Mi sa che c'è una rete di matto o qualcosa del genere, anche se è difficile. Raga, è andata, è andata. Sono troppo forti questi alfieri. Troppo forti. Niente. 8 secondi, pezzi meno materiale, difficile, difficile. Anche a tempo lungo è veramente difficile. Questi alfieri sono forti. Attenzione però, Attenzione. Niente. Niente ragazzi, partita valorosa, interessante. Andiamo a vedere che cosa è accaduto. E quadro, ok, ok, fin qui tutto a posto. Dice che di 4 si poteva giocare lo stesso. Eh sì, perché non c'è il cavallo in C6, giusto? Alfiere 2, fin qui tutto ok. D4, ancora una volta. D4 si può giocare? Davvero si può giocare? Perché scusa, se il nero fa così, 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 e in caso di cattura qui c'è donna 4. Per questo si poteva giocare D4. Probabilmente neanche il bianco l'ha visto questa tattica. Ok, alfiere di 7. Ecco, qui bisognava giocare alfiere per F3, senza dubbio. Alfiere di 7 pone il bianco subito in vantaggio. Ok, qui tutto tranquillo. Ok, 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 ok. Va bene, andiamo abbastanza veloci. Tanto è una posizione chiusa dove è difficile fare grandi erroracci. C per D, C per D, C per D. Cavallo, attenzione. Attenzione, c'era un meno 1,5 da parte meno 2, c'era una tattica. Cavallo per, donna per, H6. L'alfiere, che ne so, se l'alfiere si... Ah, c'erano gli scacchi di scoperta. Se l'alfiere si ritirava, c'era qualche scoperta interessante su questa, donna in D2, boh, ok, sì, è tutta da giocare, non c'è nulla di immediato. Pensavo ci fosse una tattica immediata. Ok, B4, A per B5, A per B5, A per B5, dice che era vittoriosa per il bianco, poiché dopo questa c'era questa, è vero, c'era quella, ma non l'ha giocata. Ok, e ora qui c'era cavallo per E4. Cavallo per E4 c'era subito, ragazzi. C'era subito cavallo per E4, perché su cavallo per E4, alfiere per, qui, qui, e c'è questa. Mamma mia, ragazzi, questo gioco è veramente troppo difficile, troppo, troppo, troppo. E su cavallo per, donna, e ovviamente la posizione non era male, sempre difficile valutare. Questa si poteva fare, no, non si poteva fare perché c'era questa. Ok, ok, difficile. Donna e 5, ok. F4 dice che non è buona. Qui lui ha deciso di sacrificare e si è ribaltata la situazione, ma se lui gioca semplicemente un donna e 6 o donna e 7 dice che il nero stava bene. È difficile da capire questa valutazione del computer. Donna di 3, H6, su alfiere H4, ovviamente questa momentaneamente è tenuta, alfiere A7, scacco, il re si porta via. Non lo so, queste sono un po' valutazioni da fare con calma, poi il computer ha sempre ragione, questo è da tenere in considerazione. Dopo questa situazione, qui devo giocare, è per D6 addirittura,
Ok. Attenzione, attenzione. Qui dice che su alfiere di 4 scacco c'era un -3 perché alfiere di 4 scacco non poteva ovviamente interporre l'alfiere, veniva catturato. Qualsiasi mossa tipo re F1, cambio, re e alfiere B2, per questa situazione è vinta per il computer. Sempre difficile da valutare. Madonna, veramente complessa come partita. Ecco qui. E niente, da qui è stata partita a senso unico. Qui dice torre C8 o F5. Qui invece ha giocato alfiere e quindi alfiere C3. Va bene, comunque il vantaggio del nero praticamente è rimasto fino at the end. Torre C8, alfiere per... ok, niente. Qui c'era un A3. A3 era vincente. Ovviamente non si poteva catturare, si perdeva il pezzo. Guardate come le occasioni ci sono sempre. Ovviamente i giocatori hanno un minuto, qui il nero ha 1 minuto e 40 senza incremento. Quindi però qui c'era la tattica di A3 e il pedone andava a promozione. Se veniva catturato si perdeva a gratis un altro pezzo, fantastico. K6 non è stato visto, A3 ancora un'altra volta non è stato visto, è stato visto solo, no, neanche adesso, alfiere per G2, anche questa era interessante. Vedete come sfuggono anche le cose più elementari con la tensione e il fatto che poi comunque è una partita lunga. Qui siamo già alla 41esima mossa e la nostra vista è affaticata e quindi inizia a non vedere più nulla. Incredibile, questo gioco è veramente incredibile. È un gioco, è anche una maratona a volte, cioè chi resiste di più, perché è veramente una maratona. Ok, qui tutto tranquillo. Attenzione, attenzione, c'era la tattica. Anche questa è molto bella. C'era la tattica, cattura e cattura. A3. Ah no, A3 non è molto bella. A3 invece si è ribaltata la situazione da -5, 6, ragazzi. A3, boom, più 3, 9. Perché? Perché c'è alfiere B3. Re qui. C'era il matto in 1. C'era il matto in 1, ragazzi. C'era cavallo C6 scacco matto. Cavallo C6 scacco matto. Il pedone controlla qui. L'alfiere controlla qui. L'alfiere controlla qui. C'era la rete di matto. C'era veramente la rete di matto, ragazzi. E il cavallo, scusate. Il cavallo controlla qui. C'era il matto in 1. Dice, è possibile che dei 2002 non veda il matto in 1? È possibile. A parte che i punteggi sul liceo sono sempre più gonfiati, lo diciamo sempre. Comunque sono giocatori forti questi. Madonna, ragazzi, c'era il matto in 1. C'era il matto in 1 e con cavallo F3 il vantaggio ancora del bianco. Re 7. Vantaggio ancora incredibile del bianco con cavallo G6. Ok, va bene. Va bene. Va bene, ok, beh, la partita a un certo punto si è ribaltata. Vedete come quando non si presta parecchia attenzione, una partita che sembrava vinta per il nero, poi è diventata vinta per il bianco. Addirittura c'era anche il matto. Comunque diciamo che il bianco ha ottenuto quello che desiderava, in questo caso ha vinto per il tempo. È stato più bravo ad amministrare il tempo rispetto all'avversario e ricordiamoci sempre, lo dico, non dico ricordate, dico ricordiamoci, mi includo dentro, che il tempo è un altro fattore importantissimo. E bisognerebbe sempre cercare di non scendere mai al di sotto del tempo del nostro avversario, perché altrimenti inizia a esserci quella roba psicologica di essere sotto, il nostro avversario inizia a pensare al nostro tempo e quindi cerchiamo di stare sempre allo stesso tempo o avere più tempo del nostro avversario. Alla prossima! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!